trovavamo, ci salutavamo, come stai qua, tutto bene, non dava nessun segno di niente proprio, un bravo ragazzo, ci dispiace perché è come se fosse un fratello, ecco. Continuano le indagini per venire a capo del giallo di Pianiga, la morte del 57enne Gianni Garbin e della moglie Daniela Masaro, 55 anni, trovati mercoledì sera privi di vita nella loro abitazione di via Papa Luciani. Lei riversa a terra, pancia in giù nella camera da letto al secondo piano dell'appartamento, lui impiccato in garage. Tutte le ipotesi, in attesa dei risultati dell'autopsia, rimangono aperte, dall'omicidio-suicidio al gesto estremo del marito dopo la scoperta del decesso della moglie. All'indomani, le indagini dei carabinieri si concentrano su due frangenti, la sfera privata della coppia e quella lavorativa di Gianni, dipendente della Bugin Carni di Santa Maria di Sala. Problematiche che con ogni probabilità sono confluite nella lettera che ha scritto di proprio pugno con la ferma intenzione di farla finita, in cui chiede perdono ai propri cari, al figlio 19enne e agli altri parenti. In questi mesi la moglie pare fosse alle prese con la depressione, un equilibrio fragile quello della donna minato anche dalla morte della sorella avvenuta pochi anni fa. Sul fronte professionale invece Garbin non poteva contare su stabilità e certezze. Nelle scorse settimane gli era stato prospettato il licenziamento a dicembre, in paese increduli vicini e amici. Certo che casi così ti resta sempre nel cuore perché amici, siamo da Pianiga, siamo come fratelli, poi ci vediamo sempre. Io che corro con la bicicletta qua, vengo sempre di qua, di là. Adesso scusa, sono in pensione, 8 anni. Quello che ci dispiace, quando me l'ha detto mia moglie sono stato proprio stupito, una coltellata era meglio.